Giulia Ellis no, Favino no, questo invece mi ha denunciato. Sì, Fabrizio Conica, vai. Questo. Fabrizio! Ciao Michele, stavo proprio aspettando che mi chiamassi, lo sai? Come? Perché? No, niente. Dimmi, dai. Come stai? Bene. Senti, che fai di bello in questi giorni? Michela, dai, arriviamo al punto, per favore. Vabbè, mi fa piacere sapere qualcosa di te, non ci sentiamo mai. E ci sarà un motivo? Vabbè, vedo che sei nervoso. Veramente no. Ti sento un po' stile. C'ho pochi giga, Michela, dai. Devo dirti una cosa importante, Fabri. Sei incinta? Ma no! Lo so, sembrava. No, vabbè, senti, quando hai finito con la tua ironia salace, te lo voglio dire io prima che, sai, le voci girano poi tra amici, è brutto saperlo dagli altri, no? Insomma. Sì, sai, le voci girano. Dai, girano sì, Michele, lo sa tutta Roma che stai a girare a CCN. Su, che te credi, sono nato ieri. Ma poi come se non avessi capito che stai a provare a chiamare chiunque, dai. T'ha detto di no Favino, t'ha detto di no Giulia Ellis. Intanto mi pare che Giulia Ellis i TikTok con la mia voce li fa e vanno alla stragrandissima. T'ha detto di no pure Alessia Merz. Michela, dai, su. Chef Rubio t'ha memorizzato in rubrica come centralino Tunisia. Hai chiamato pure quello dei Carota dei X Factor. Dai, Michela, non ti vergogni. Ma poi vorrei sapere con che coraggio adesso vieni a chiamare me come ultima spiaggia. Fabri, ci pagano. Ah, davvero? Te sto a di, stavolta è roba grossa, agenti, contratti, cose pazze, E lo potevi di prima. Mi fai parlare 3 ore, Michele, dai. Sì, ma non ti ho detto il bello. Stavolta c'è anche l'Empals. Così magari la prossima pandemia ce li danno questi 600 euro. Ma te l'hanno dati a te? Ma che m'hanno dato? Un calcio in faccia m'hanno dato, vabbè. Senti, ci stai? Ci sto. Oh, grazie. Senti, ma com'è che Alessia Merz non poteva? Ciao Fabrizio. Ecco, mo pure Alessia Merz e quante cose devo pensare.